È un commento positivo, il giusto equilibrio tra quelle che sono le esigenze di pianificazione e i legittimi interessi, anzi quello che è il contributo che la green economy, che le risorse rinnovabili possono dare. Quindi sostanzialmente da oggi si pone uno stop per dare certezza agli imprenditori delle nuove regole che entro l'anno dovranno essere scritte. Il fatto di aver mantenuto, comunque salvaguardate le domande già presentate, che non vuol dire che verranno approvate tutte, ripeto, di fatto non garantisce soprattutto il futuro, certezza di regole. Noi abbiamo il dovere, anche per quello che prevede la legge nazionale, di individuare le zone non idonee, tutta una serie di parametri con cui realizzare i nuovi impianti, quindi è stato fondamentale anche questo elemento che, ripeto, è un elemento di diritto e di garanzia. Quali saranno le ricadute, i vantaggi per il Veneto e i veneti? Ma quello innanzitutto di aprire una riflessione sull'impegno del territorio agricolo, perché sia le biomasse sia i pannelli solari posti in zone di campagna poi assorbono energie e modificano il mercato anche del valore dei terreni e anche del valore delle produzioni. Quindi abbiamo lasciato, ben vengano tutti gli impianti fatti in zone industriali, sui tetti. Lo stop riguarda essenzialmente gli impianti a terra, soprattutto fotovoltaico in campagna, proprio per aprire questa meditazione. Poi io ricordo sempre, noi abbiamo un obiettivo che è del 20% minimo da raggiungere rispetto alla produzione di energie rinnovabili. È giusto anche verificare se abbiamo già raggiunto, abbiamo già fatto il nostro dovere rispetto al Paese, oppure a che punto siamo, perché è evidente che se l'avessimo già fatto non avremo bisogno di fare altri impianti.